Amici di Fanner, appassionati di calcio a 5 nazionale, benvenuti al palazzetto di Orte, dove il Via Sport Orte quest'oggi per l'ottava giornata di Serie B ospita l'Isernia. Orte in maglia rossa, Isernia in maglia bianca, partita chiave per entrambe le squadre, soprattutto per gli ospiti che vengono da un pari sul campo del Lido di Ostia. Al contrario, l'Orte invece viene da una sconfitta pirotecnica sul campo della Capitolina per 8-6. Due squadre che si stanno scambiando i saluti di rito. Sarà davvero una partita molto interessante, con l'Isernia che continua a fare i conti con gli infortuni. Quest'oggi assente Cesar Sachet, si rivede Bidinotti, anche se era in lista contro il Lido di Ostia, non in perfette condizioni. Dall'altra parte c'è l'Orte che invece è praticamente al completo, è riuscito a recuperare anche Mendes, che si era fatto male nella partita contro la Capitolina Marconi. Tutto è pronto per l'inizio del match, un attimo di pausa e poi in diretta. Padroni di casa che schierano Pesciaroli in porta, Michael Montagna, Mendes, Sanna e Racanicchi. Questi due sono in possesso del primo pallone del match. Dall'altra parte risponde invece l'Isernia con Dalauro, Grumice, Bijak, Rafinha e Iacovino. Giocata all'indietro il pallone che va toccato oltre la linea di metà campo. Ecco che arriva con il primo possesso di palla per l'Orte, con Mendes che butta il pallone lungo a cercare Montagna, quindi a trovare il controllo tentato da parte di Sanna. Quindi Grumice si appoggia a Iacovino, a sinistra poi per Bijak, apertura a destra lungo linea, sempre in direzione di Iacovino. Bijak in posizione di ultimo, Rafinha chiede lo scambio al compagno, la riconquista Racanicchi che apre a destra per Michael Montagna, può controllare, può andare col sinistro, ci prova, intervento da parte di Bijak. Montagna, Mendes, Montagna, Sanna, pressato Sanna da Rafinha, è costretto a buttare via il pallone l'Orte. Dalauro, Grumice, Bijak, Grumice, si sovrappone il primo fallo di Mendes che rischia anche il giallo, anzi se lo prende alla prima occasione, il primo fallo per il numero 23. Un giallo sacrosanto, a mio modo di vedere. Era perfetto il movimento di Iacovino e allora calcio di punizione per l'Isernia, sul quale va proprio Grumice. Ha contato i passi il numero 14, un uomo in barriera, si tratta di Montagna. Grumice, uno sguardo in mezzo, cerca il piattone, Sanna con il corpo, quindi Montagna subisce forse anche di fallo, non è così secondo l'arbitro, si continua a giocare con Bijak, con pazienza da per Grumice. Bijak, punta Sanna, va sul sinistro, lo supera anche Bijak, avversario sicuramente duro, Rafael Sanna, ex giocatore della brillante della Lazio anche lo scorso anno prima di trasferirsi a metà stagione, uno dei pochi over in realtà dell'Orte che conta anche tanti elementi di esperienza come Racanicchi che ha dato per Mendes, avanza Mendes, cerca un appoggio che non c'è, chiedono un fallo i padroni di casa. 1:40 sul cronometro, sempre 0-0 tra Via Sport Orte e Isernia, rimessa laterale più o meno dalla tre quarti offensiva del fronte destro d'attacco dell'Orte, sul quale va Mendes che potrebbe servire Sanna, lo fa, Sanna carica il destro, va di suola per Montagna, a sinistra Montagna, viene chiuso da Iacovino, partita molto attenta da parte dell'Isernia che è risultato anche abbastanza propositivo in questi primi 2 minuti di gioco.
Mendes per Sanna, a calciare Sanna, trova le gambe dell'avversario. Primo angolo della partita, sul quale va proprio Mendes. La soluzione Sanna che restituisce il pallone a Mendes, solare e poi tiro di sinistro, ripartenza di Rafinha in profondità per Jacopino che non riesce a intervenire, quindi Montagna si ferma, Montagna e perde il secondo pallone della sua partita. Jacopino sta vincendo il duello con il numero 16 in questi primi 2 minuti. Jacopino cerca Bijak, male col tiro, bene poi Grumic con lo stop, quindi Rafinha, Grumic, Bijak. Nel 17 viene pressato, deve sparare via il pallone, si riorganizza difensivamente l'Isernia. L'Orte decide di arretrare, di attendere la pressione degli avversari che è sempre all'altezza del metà campo e non di più. Sanna, Montagna, Mendes, profondo per Sanna. Chiama il pallone Mendes, lo riceve a sinistra alla soluzione Montagna che sfida nell'1 contro 1 Jacopino, si accentra, va col destro, messa laterale per l'Orte. L'ex Olympus e Kujaku ha dato a Mendes, si è liberato dell'avversario, è andato a calciare Mendes mettendo abbondantemente alto. Il lancio lungo, colpo di testa di Rafinha, Mendes con comodo per Rakanicki, Montagna dentro per Rakanicki, Sanna, Montagna chiede un fallo, stesso numero 16 di Piattone per Rakanicki, bella finta di Sanna che libera Montagna l'1 contro 1, va con la punta Montagna, soluzione intelligente ma che non fa paura al numero 1 da Lauro che poi chiama lo schema per uscire dalla pressione dell'Orte. Jacopino si allontana ed allunga la squadra. Bijak, Grumic, Jacopino si sovrappone, non riceve, di nuovo Bijak, chiuso da Sanna che usa le mani saggiamente. Bijak mette fuori, non poteva guardare, soluzioni di passaggio e come solitamente fanno i giocatori di alta categoria, non volendo rischiare di dare il pallone a un avversario preferiscono metterla fuori. Bijak, destro da parte di Rakanicki, altro tentativo però contrato, calcio d'angolo per l'Orte, il secondo da destra per la squadra in maglia rossa che attacca da destra verso sinistra, da sinistra verso destra invece l'Isernia con Da Lauro che chiama la protezione dell'area di rigore, la palla esce fuori per Montagna che va col destro, è stato forse un altro tocco ma è di un giocatore dell'Orte e quindi Da Lauro può giocare per Rafinha che chiedeva a gran voce il pallone ma era a spalle alla porta. Allora Grumic, questa memoria per Bijak che era già scappato via, quindi Montagna in appoggio, Rafinha se la porta avanti con un gioco di prestigio, Rafinha supera Montagna con il fisico, si ferma Rafinha, Rafinha, Grumic a spasso numero 14, può provare solo con il piattone, può trovare la rimessa laterale per l'Isernia. 15:58 prima della sirena di metà partita, 0-0 tra Orte e Isernia. Grumic, destro di Giubinotti, palla che rimane in area di rigore, il palo di Rafinha, c'è forse di azione, anzi no, prima opportunità per l'Isernia. Pesciaroli, Montagna, Mendes, Rakanicki, Montagna, esterno per Sanna,
fallo sul numero 29, secondo il direttore di gara. La posizione è interessante per il destro dello stesso giocatore dell'Orte, vuole 3 uomini, anzi 2 uomini in barriera da Lauro, sono Bidinotti e Rafinha. Ad allungare il palo c'è Michael Montagna. Sanna, la sua rincorsa, il suo destro abbondantemente fuori, potente ma non preciso. Da Lauro controlla. Racagnicchi, Mendes, Montagna, Rafinha ruba il pallone, punta l'avversario, va via Rafinha. Sanna rimedia l'errore della sua squadra, rimessa laterale per l'Isernia. Rafinha per Grumice, dentro Grumice, e il gol dell'1-0 dell'Isernia con Bidinotti, pescato da Grumice al centro dell'area di rigore, il vantaggio degli uomini in maglia bianca, ospiti sull'1-0. Un Orte parecchio impreciso in questi primi 4 minuti e 51 di gioco, un'Isernia sornione ma puntuale nel colpire l'avversario al primo errore importante. Santos, il pivot numero 9 che è subentrato a Mendes. Montagna in appoggio per Sanna, da Lauro nega il gol dell'1-1, angolo per l'Orte. Uffidani, di nuovo per Sanna, questa volta prova la ripartenza all'Isernia, ma Montagna ci mette il piede, quindi Pesciaroli. Montagna, Santos, Uffidani, Santos, Montagna. Non c'è deviazione, anzi sì, è rossa secondo l'arbitro. Andrà Sanna, forse in appoggio per Santos, che va col suo potente destro, il giovane numero 9. Chiama lo schema numero 2. Ma è palla in movimento, anzi è angolo, non c'è controfallo. Abbiamo visto bene, non era rimessa laterale. Santos, Sanna, Uffidani quasi leva il pallone, dà la possibilità della rete. Da Lauro, lungo lancio, Bijac, il controllo del numero 21, Bidinotti e Bijac rimangono lì e l'Orte perde nuovamente il pallone. Rafinha, fallo da parte di Santos, che può anche protestare ma è passa evidente l'infrazione. L'arbitro tira fuori anche il cartellino giallo per lui. 2 cartellini gialli per l'Orte, nessuno per l'Isernia. Falli più che cattivi ma tattici. Nella prima occasione Iacovino stava per andare in porta su un anticipo errato di Mendes. In questo caso Santos ha dovuto rimediare alla difficoltà dell'Orte di uscire palla al piede con giocate semplici dai propri 14 metri. Bidinotti che ha segnato il gol dell'1-0. Uno sguardo alla barriera composta da Uffidani. Bidinotti prova lui col piattone, Pesciaroli non si fa impensierire, è angolo.
Brunice a scavare, a cercare Valletta, suo sinistro non impensierisce l'estremo difensore dell'Orto. Offidani, Santos, Montagna, Offidani, Montagna, aggira tutti in Montagna, fa tutto solo Montagna, scarica poi per Sanna, ma è troppo tardi, fa tutto solo il numero 16. Santos, Mendes sfrutta il movimento dei suoi compagni per farsi spazio, e allora Sanna cerca il tocco dentro, Bidinotti, errore in appoggio, Santos, Mendes, Laurenza, assente nell'ultima partita contro il Lido. Oggi ricordiamo l'assenza di Sachet, sempre per gli ospiti. Il vantaggio 1-0 grazie al gol del numero 3 Bidinotti. Ora giocata no look un po' eccessiva di Sanna. Pesciaroli deve destreggiarsi, lanciare per Santos che si libera dall'avversario, serve Mendes, chiedono il fallo, il giocatore dell'Orte. Rimessa laterale sempre per l'Orte, Mendes, il pallone tocca il tetto del palazzetto quando la sfera è già uscita, mentre il direttore di gara il fallo! indica la rimessa laterale per l'Orte. Anzi è angolo. Offidani alla soluzione Santos o Sanna. Santos e poi Sanna. Offidani. Mendes. Il numero 23 col sinistro, male Mendes. Un inizio di partita non eccelso. Se vogliamo essere buoni per l'ultimo dell'Orte. Laurenza. Bidinotti, c'è fallo sul numero 3, Offidani un po' ingenuo, Non è possibile! si tratta della terza infrazione per l'Orte. Valletta in mezzo a due ottiene il massimo, una rimessa laterale. Sempre Valletta che ha segnato il gol dell'Isernia ad Ostia contro il Lido, prende il giusto pallone, stavolta il fallo, c'è di Bidinotti, c'è forse un blocco, tanta esperienza del numero 3, il migliore in campo finora, autore anche del gol dell'1-0. Una smorfia poi sul viso dello stesso giocatore dell'Isernia che non è al meglio. Santos, Mendes, Valletta. Lucas Santos molto arrabbiato con l'arbitro, mentre l'arbitro si avvicina proprio alla panchina e sta per dare un giallo a Michael Montagna. Terza ammonizione per l'Orte. Ha notato Michael Montagna sul taccuino dei cattivi. Sarà compito di Mendes riprendere il gioco, probabilmente per un tocco verso Offidani, anzi è per Sanna, va di destro Sanna. Oggi non sembra preciso il numero 29 che con la Capitolina Marconi aveva letteralmente
permesso alla sua squadra di riacciuffare la partita. Raffini, anzi Valletta, gran movimento, grande tiro. Il controllo di Pesciaroli, quindi Mendes per Sanna e Fidani. Santos. Mendes. E Fidani. Sanna. Mendes alla ricerca di Offidani. Bidinotti sparacchia fuori, poi scintille tra il numero 3 e il numero 5, quasi il numero 15. Offidani. Mendes, forte ma impreciso, va fuori il suo destro. Da Lauro, lungo per Valletta. Laurenza, Grumice, Valletta, fallo questa volta del numero 29, sacrosanto su Mendes. Calcio di punizione sul quale va Sanna, c'è un uomo in barriera, l'appoggio è però su Mendes. Da Lauro può controllare e dare a Bidinotti. Grande chiusura di Grumice che poi da solo si invola verso la porta avversaria, trova il blocco regolare di Santos. Stesso metro di giudizio dei direttori di gara che fischiano molto poco. Angolo. Santos deve fischiare però l'arbitro. Nemmeno la Serie D potete arbitrare voi. Santos, Sanna. Santos col classico movimento, chiede l'1-2, non lo trova, Bidinotti in ripartenza, Bidinotti contro Mendes, Bidinotti si appoggia a sinistra, verso Laurenza, le guarda il piettone, che nel tocco di mano che c'è secondo l'arbitro. Calcio di punizione, quarta infrazione per l'Orte nella partita. Troppi falli per l'Orte in questa prima metà di primo tempo, 10-08 alla sirena, 4 infrazioni. Bijak. Carica il destro che finisce fuori, abbondantemente al lato. Pesciaroli, Sanna. Mendes. Sanna. Mendes. Sanna. Entra Valletta, fallo del numero 29. Stai in malafede!
Di nuovo Sanna a calciare, rincorsa lunghissima come suo solito. C'è un barriera e Valletta, l'autore del fallo. Destro secco, sempre fuori. Mai pericoloso Lorte sul calcio piazzato da Lauro. Laurenza supera Montagna, poi in breve è nettamente più veloce il numero 16 che rimonta. Bijak, Grumice, Sanna sulle rove di Grumice, quindi Varela aveva l'opportunità dell'1-1 su una palla quasi casuale, l'ha spedita fuori, poi da Lauro al rilancio. Sanna di testa spizza. Bijak, si accende il numero 21, si accentra, poi si ferma, subisce il ritorno da parte di Sanna. Una palla alla cieca verso Montagna. Time out chiamato dall'Isernia. Piccola pausa per noi. Sta per riprendere il match dopo il time out chiesto dall'Isernia di mister Scarpetti, che va con Rafinha, che salta l'avversario, non subisce fallo. Pesciaroli lungo per il controllo di Varela, che se la trascina via. La squadra di Scarpetti è in vantaggio per 1-0 sull'Orte, che in casa degli ortigiani. Varela, Pesciaroli, Grumice, Bijak, Rafinha, Bijak, dice il contrasto, Bijak, esterno della rete del numero 21. Poi Pesciaroli vuole giocarla subito per Varela. Montagna, Racanicchi, Montagna trova solo le braccia di Dalauro, a terra per Bijak. Intervento di Varela fuori misura. Grumice, Rafinha cerca e trova Bijak, che mette in mezzo, ma il pallone è già uscito, quindi Pesciaroli può giocare corto per Racanicchi. Mendes, Varela, Mendes, Montagna, che ha cambiato il suo raggio d'azione, ora torna nella sua posizione preferita, ovvero quella di laterale sinistro. Mendes, pressione dell'Isernia che mette in difficoltà l'Orte, che prova ad uscire con Mendes, ma che perde l'ennesimo pallone. Rafinha gliela riporta via. Grumice, Rafinha, uscita da Racanicchi, nuovamente Rafinha, occhio al suo cambio di direzione, fallo sul lato primo, insieme al secondo lato. Racanicchi si arrabbia con il numero 17, che impalpabile torna nella sua metà campo, e allora Bijak se la porta in avanti, guadagna metri su Varela. Pesciaroli lancia lungo, Grumice, quindi Montagna ci mette il piede. Bijak forse ci arrivava da Lauro, e angolo, vittoria dello stesso Montagna. Racanicchi, Mendes, da Lauro in angolo. Racanicchi, Montagna sceglie la soluzione Mendes. Varela, Mendes, Montagna. Ma con sinistra Montagna. Nuova deviazione, nuovo angolo per l'Orte.
Rakanic, Montagna, Mendes. Varela, l'altezza di metà campo, Montagna, Mendes accerchiato da Iacovino, bello scambio poi con Bijak che prova ad andare con Bidinotti, Rakanic di forza, conquista il pallone, dà per Varela, se ne va Varela, Varela mette in mezzo, il tiro fuori di Mendes che dà l'illusione del gol dell'1-1, ancora si iniziano per Ingegna. Bidinotti, si appoggia a Grumice, Mendes, Montagna, mette in mezzo, c'è un tocco in area di rigore, danza la palla e calcio di rigore per il fallo su Rakanic, cartellino giallo anche per Iacovino, l'opportunità per l'Orte di tornare in parità su calcio di rigore. Sanna contro da Lauro, ma Sanna corretto l'1-1 dell'Orte che raggiunta la partita e il risultato del calcio di rigore parità. Iacovino perde il pallone su Montagna che la riconquista, Montagna, poi Varela dopo l'intervento di Da Lauro può giocare da rimessa laterale, lo fa in direzione di Michael Montagna, si alzano i ritmi, l'Orte ci crede dopo aver raggiunto il pari, prova il colpo del vantaggio che non arriva, quindi Laurenza, Iacovino, le fitte di Rafinha, Laurenza, Bidinotti, Rafinha, Laurenza, la posizione è possibile, Laurenza trova il gol del 2-1, l'Isernia si riaffaccia verso la porta dell'Orte e torna in vantaggio col capitano Laurenza. e 20 al termine del primo tempo, 2-1 Isernia sull'Orte, botta e risposta tra le due squadre negli ultimi 2 minuti di gioco con il pari dell'Orte e il nuovo vantaggio dell'Isernia. Rafinha, tutta Mendes Rafinha, questa volta Mendes sceglie bene il suo proprio intervento, non su Bidinotti che però era solo e poteva calciare, l'ha fatto. Controllo col petto di Rafinha, si accende sempre il numero 10, chiede lo scambio a Bidinotti, Bidinotti, Pesciaroli ci mette le mani, la palla rimane lì, c'è Bijak che può dare a Rafinha, lo fa, anche a Rafinha il controllo.
Montagna stoppa in area, mette a terra il pallone, aggira l'avversario, mette in mezzo a Montagna. Da Lauro. Varela, Laurenza, c'è forse fallo, non per l'arbitro, Racanicchi potrebbe seguire sul secondo palo il compagno, l'assist non arriva, un po' di confusione in mischia, si è fatto però male da Lauro. Passa tempo, cazzo. Rimasto a terra l'estremo difensore. Ok per Da Lauro, che si è rialzato dopo l'intervento dei sanitari, rimessa dal fondo per l'Isernia sulla pressione dell'Orte che arriva quasi a tutto campo. Da Lauro va da Rafinha, Laurenza, Grumice esce su Santos, grande fisico di Santos. Grumice può dare comodamente a Laurenza che ha tanto spazio, mette sul secondo palo, quasi una direzione in Ganna Pesciaroli. Montagna, San, Mendes, Santos, Sanna, Santos entra in area di rigore. Santos poi esce dalla lunetta per dare a Montagna che va nell'1 contro 1, chiede lo scambio a Mendes. Da Lauro, Rafinha sotto le gambe di Sanna per Laurenza. Bijak, Mendes, Sanna, Mendes, Santos, Montagna, Santos, Mendes, Sanna, Mendes, Grumice in opposizione direttamente tra le braccia di Pesciaroli, lancia lungo per Santos, si fa male il giocatore dell'Orte che rimane a terra. Tutto ok anche per Santos. Montagna restituisce il pallone tra gli applausi del pubblico, partita maschia ma comunque molto corretta. 4 i falli dell'Orte, 3 invece quelli dell'Isernia. 1:18 al termine del primo tempo, 2-1 proprio per l'Isernia sull'Orte. Grumice, Bijak, Rafinha, Grumice, Rafinha, cambio gioco con i Grumice che rischia tanto su Sanna. Ora è un Orte che prova un ultimo minuto di pressione a tutto campo, time out chiamato però da mister Magallaes. Riprende il gioco con Sanna che ha scambiato cercando un appoggio in mezzo per Santos, il palo inatteso da parte dell'Orte con l'assist di Sanna che si trasforma in un tiro. Da Lauro la deve sbucare addirittura al palo. Montagna,
Mendes, Sanna. Mendes, Sanna. Sulle gambe di Rafinha. Terzo tentativo del numero 29, altro angolo per l'Orte. Mendes, Sanna, Mendes, Santos, Sanna, da Lauro gioca lungo in direzione di Bidinotti, il controllo di Bidinotti, Bidinotti spara alto, da buona posizione. Santos, 20 secondi al termine. Ruba palla Rafinha, una finta, Rafinha! Mette fuori, doppia occasione per Misernia. Sanna di petto, se la porta in avanti. Da Lauro. Bidinotti. Lungo per Bijak. 7 secondi al termine. Il lancio lungo. Stacco di testa. 3 secondi al termine, verosimilmente si chiuderà 2-1 in favore dell'Isernia il primo tempo tra Orte e Isernia in questa ottava giornata di Serie B. Santos, il secondo. Mendes e Sanna, eccola qui, la fine del primo tempo, a riposo le due squadre con l'Isernia in vantaggio per 2-1. Sta per riprendere il match qui a Orte tra B&A Sport, Orte contro Isernia, l'Isernia in vantaggio per 2-1 dopo il primo tempo. Grazie alle reti di Bidinotti e Laurenza. In mezzo la rete del pari di Sanna su calcio di rigore. Orte che attacca da sinistra verso destra in maglia rossa, risponde con il primo possesso del pallone, l'Isernia in maglia bianca da destra verso sinistra. Bijak, Grumic, Rafinha, Bidinotti e in porta da Lauro il quintetto di mister Scarpitti. Dall'altra parte Picciaroli, Mendes, Montagna, Sanna e Uffidani per mister Magagliais. Montagna, Mendes, da Lauro, deve essere giocato fuori era il pallone. Rafinha, Grumic, Rafinha, fa tutto solo il numero 10, poi sterza e dà per Grumic che guadagna a campo per Bijak. Bidinotti, che c'è quello, guarda. Mendes, Montagna di tutta per Sanna. Mendes, Montagna cerchiato, si capisce. Bidinotti, si continua a giocare, Montagna serve Sanna, quindi Mendes mette fuori
Da Lauro trova la testa di Sanna. Rafinha. Montagna in direzione di Sanna, spalle la porta, il numero 29, protegge con abilità, poi da per Montagna che cambia passo. Montagna prova a centrarsi, trova Bija, Mendes caccia fuori il piattone. L'Orte sta provando a pressare con forza, esce bene però l'Isernia con Bidinotti e Sciaroli, grande intervento, rimane a terra Bidinotti, ha subito un duro colpo il numero 3, stanno per arrivare i sanitari, pausa per noi con Bidinotti a terra. Esce Bidinotti, al suo posto Laurenza. Si riparte con la rimessa laterale per l'Orte sulla grande uscita di Pesciaroli proprio su Bidinotti. Bija, tiro forte ma deviato. Montagna, si accende il numero 16. Lo aggira Rafinha, ancora Rafinha, salta 3 uomini Rafinha, Offidani si prende il giallo, il numero 15, ecco il giallo per Offidani e penso che sia anche il secondo, è così, l'arbitro si avvicina. Ci correggiamo, è la terza ammonizione per l'Orte, ma non è il secondo giallo per Offidani. Mendes, Santos, questi gli ammoniti del primo tempo, Offidani il terzo, il primo del secondo tempo. Sul punto di battuta c'è Grumice. Passa davanti Rafinha, Grumice va con la punta sul secondo palo, trova il tocco di Pesciaroli in angolo. Bijak non riesce ad impattare al volo il pallone, la sua coordinazione viene rotta dall'intervento di Mendes. Grumice, Laurenza, Grumice, Rafinha, Grumice, con grande ordine di Sernia, sulla pressione dell'Orte. Lancio lungo, direttamente tra le braccia di Pesciaroli. Sanna, Offidani, Montagna, tocco dentro, inciampa però il numero 16. Laurenza cerca con un lancia in verticale Bijak, trova l'attento portiere dell'Orte che in uscita quest'oggi è stato praticamente perfetto.
ha subito un gol quasi 2 metri dalla porta e il secondo con il jolly pescato da Laurenza, che ha baciato l'incrocio dei pali prima di esultare per la rete del 2-1 dell'Isernia, che in questo momento decide il match a favore degli ospiti. Mendes e Varela, Montagna, Sanna, Varela, Montagna, Varela, ruba il pallone Rafinha, 2 contro 1, Rafinha fa tutto da solo, Rafinha non calcia, aveva fatto tutto bene tranne il tiro, si è addormentato al momento di battere il portiere avversario Rafinha, grossa occasione per l'Isernia. Varela, Sanna, mette ordine il numero 29. Varela sul secondo palo, muro dell'Isernia a negare la palla in mezzo, Mendes, fallo su di lui, anzi giallo per Mendes per simulazione. Mendes si rialza, è rosso per il numero 23 che dunque è fuori dalla partita. Orte con l'uomo in meno per 2 minuti. Laurenza, Sanna, accompagnato del gol numero 29, fa tutto solo Sanna, Vidinotti e poi Sanna. Lettera di gara che allontana un elemento della panchina dell'Orte. Gioco fermo da più di qualche minuto, 2 espulsioni per l'Orte, una in campo Mendes, una in panchina, uno dei dirigenti, Grumici, Bijak, Grumici, Vidinotti, Grumici, Bijak, esterno della rete. Sanna
supera Bedinotti, Sanna fa tutto da solo, Sanna! Il tocco di Valauro in angolo. Racanicchi, Montagna, Pesciaroli gioca lungo, Bedinotti, sul secondo palo Pijac. Ecco il gol di Rafinha, 3-1 dell'Isernia che in superiorità numerica va sul doppio vantaggio contro l'Orte, 3-1. Si ristabilisce la parità numerica. Il gol dell'Isernia con Rafinha sta mettendo in cassaforte per il momento i 3 punti in favore della squadra ospite. Laurenzi, Bedinotti, Santos su pressione, angolo per l'Orte, Santos con uno sguardo in mezzo, Sanna, Racanicchi, Sanna, Varela, Santos, tiene angolo, numero 9, Santos a scavare per Sanna, ci mette le gambe da Lauro, Rafinha e poi Santos, Varela, mette in mezzo Varela, Pijac, Rafinha, Pijac, pressione dell'Orte, l'Isernia adesso un po' impaurito nonostante il doppio vantaggio, Sanna, Varela, Sanna di punta verso Racanicchi, torna Capitan Laurenza e si prende il 5 del proprio portiere. Sanna chiede 1-2 a Santos, lo riceve Sanna, altro angolo, ha asciugato il terreno di gioco. Che fenomeni sono andato, grazie per sommarli tutti e tre. Fischiare l'arbitro. Da Lauro, lungo per Rafinha, stacca Sanna, che rischia anche per la sua incolumità, finisce contro le barriere di protezione che suddividono tribuna dal campo. Laurenza, Bedinotti,
gioca verso Laurenza sul secondo palo, prima del 4-1 dell'Isernia, 4-1 per l'Isernia. Ha segnato nuovamente Rafinha che torna a metà campo per esultare con la panchina. Santos perde il pallone, Rafinha verso Dalaulo, Laurenza, Rafinha, nell'1 contro 1 si accentra, Rafinha, Sanna, salta anche un altro avversario, Dalaulo. C'è il tocco, Sanna non protesta, si rialza saggiamente il numero 29. Dalauro, Rafinha. Sulla pressione di Racanicchi, Rafinha travolto da Santos e Racanicchi. Via Luca! Prende la palla andava via, noi ce ne andiamo. Se prende la palla andava via. 11:32 al termine, 4-1 per l'Isernia. Sull'Orte, qui ad Orte, la partita si è parecchio innervosita negli ultimi minuti. Non tra le due squadre, ma tra l'Orte e i direttori di gara. Grande il numero di Laurenza, ancora Laurenza, Laurenza il palo del numero 11 che sfiora la doppietta. Time out chiamato da Mister Magagliaes. Si riprende a giocare con l'Orte che esce dal time out nel tentativo di raddrizzare una partita fortemente dalla parte dell'Isernia, avanti per 4-1. Dalauro, lancio lungo, Montagna di testa, Rafinha di prima per Bidinotti. Varela, Montagna, col destro Montagna. Varela, cercare Santos, lotta come un toro il numero 9 che si conquista la rimessa laterale, dà per Montagna, il tiro centrale da Lauro, cerca il lancio lungo verso Laurenza, molto stanco il capitano. Allora Montagna, cercare Santos. Bravo, bravo! Montagna di punta, trova al centro dell'area di rigore Santos, anzi Racanicchi che mette fuori, si fa male anche da Lauro. Lascia stare gli arbitri! Eccolo! Tanto non ce lo danno! Tanto non ce lo danno, è inutile! È angolo! Ha detto il portiere!
Rafinha, Laurezza, Bijak, Montagna come può, sovrasta l'avversario, numero 16, Laurezza, palla al piede, esce via Laurezza, riconquista Varela, ma c'è fallo. Lucas, zitto! Lucas! Lucas! Zitto Luca! Santos, Varela, Racanicchi, Montagna. Troppo personalismo dell'Orte che perde il pallone, Rafinha contro Santos. Si mette tra l'avversario e il pallone, lo stesso numero 9 da poi per Michael Montagna, nuovamente l'1 contro 1, questa volta gli riesce nel primo tentativo, non nel secondo. Scavino per Racanicchi che mette a terra il pallone, da per Varela. Rafinha, esce palla al piede, sempre Rafinha, la riconquista 2 contro 0, Rafinha e Bijak contro il portiere avversario, l'errore di Rafinha che dà una palla lunga al compagno. Tutti insieme. Gira. Santos, Varela, Santos, Montagna di punta da Lauro, Santos, pallaccia di Varela, da in avanti per Montagna. Montagna fa tutto da solo. Valletta, esce palla al piede da Bijak, si accentra il numero 21, Bijak, Varela, gliela porta via, sempre Varela. Col cuore l'Orte più che con la testa, Valletta, anche lui con molto cuore, porta via il pallone, prova a perdere un po' di tempo, poi sbaglia il passaggio per Bijak. Montagna con la suola per Sanna. Montagna, Racanicchi, si gira Racanicchi, quasi dalla posizione in cui ha colpito Laurezza. Varela, contromovimento, a liberare Michael Montagna che chiede lo scambio al numero 20. Grumici, Bidinotti, Varela, Sanna, Varela,
Rafael Sanna a Varela. Si è spenta un po' la partita. Isernia sta gestendo il risultato. Lorte è poco lucido, riperde ancora una volta il pallone su un passaggio che poteva essere semplice, è stata fatta per una decisione più difficile nel passaggio. Bijak sfida Offidani, Bidinotti, Grumici, Valletta con la suola per Bidinotti. Montagna prova a partire. Montagna trova Sanna, palo pieno del numero 29. Riparte dall'altra parte Valletta, Valletta, Valletta! Pesciaroli a metterci il corpo. Bijak, Bidinotti. Montagna si accentra, c'è fallo stavolta. L'arbitro non fischia, si continua a giocare. Bijak, Potero Bidinotti, lo fa, Bidinotti con la punta Bidinotti. 5-1 dell'Isernia, segna anche Bidinotti. È il suo secondo gol nella partita. E stavolta l'Isernia, possiamo dirlo, porta a casa i 3 punti, anche se mancano 5 minuti e 31 secondi. Espulso anche Michael Montagna. Inferiorità numerica per Lorte. Bidinotti porta via il pallone a Sanna, Bidinotti mette sulla destra per il destro di Bijak. Adesso Sanna davvero si è fatto una dormita colossale. Molto arrabbiato il numero 29. Adesso può comodamente gestire il pallone l'Isernia. Bidinotti, serve Bijak e poi Bidinotti, deviazione. Rauco, Bijak, Valletta sul volto di Pesciaroli. Bijak, Valletta. Bidinotti, Bidinotti, tripletta del numero 3 e siamo 6-1 per l'Isernia, si torna in parità numerica ancora una volta.
Varela, Sanna, Raubo, col portiere di movimento Santos per Varela, Varela in appoggio a Racanicchi. Santos, Raubo, Varela, Sanna, Varela, porta vuota da Lauro, in gol anche lui, 7-1 per Viterbo. La festa è completa per gli ospiti, segna anche l'estremo difensore a porta vuota. Santos si scontra con il compagno e ne esce però con la palla al piede. Sanna, Varela, Sanna, Varela, Patena, visse! Sanna ha dato a Raubo, in area di rigore Raubo, all'indietro per Racanicchi. Racanicchi prova a calciare. Sanna col sinistro. Di nuovo Sanna. Rafinha. Varela, Sanna, Varela, Racanicchi, esterno della rete, Varela, due deviazioni. Santos, Sanna, Raudo, Sanna, ci prova Sanna, una deviazione e il gol del Nord, 2-7, prova a rendere meno amaro questo risultato la squadra di casa. Gianni. Sali Luca! Sali! Gianni! Bedinotti, serve Grumice, Grumice va da Bedinotti, pressione dell'Orte,
angolo per la squadra in maglia rossa. Varela, 10 secondi al termine, Raugo dà per Varela, stanno per essere certificati 3 punti in favore dell'Isernia nei confronti dell'Orte, un Orte nervoso che ha spento la luce nella ripresa. Dall'altra parte l'Isernia ha saputo approfittare di tutte le occasioni valide. Finisce qui il match, Isernia batte Orte 7-2 in questa ottava giornata di Serie B.